Buongiorno, i titoli con le principali notizie. Ad Agrigento, sfiorata tragedia familiare, il padre cerca di uccidere la figlia di 34 anni sorprendendola nel letto e ferendola con 7 coltellate. Stupro alla Villa Bellini di Catania, chiesti 14 anni per uno dei giovani accusati della violenza sessuale su una tredicenne, gli altri 4 componenti del branco giudicati con il rito abbreviato. Palermo, i giudici d'appello dimenticano il nome di un imputato nelle motivazioni della sentenza e la Cassazione ordina un nuovo processo. A Catania apre la 4ª isola ecologica, un passo in avanti per la raccolta differenziata, vera emergenza per la città, sconto sulla Tari per chi conferisce in discarica. La Sicilia si spopola anche per la mancanza di nuovi nati. Abbiamo sentito le coppie costrette a non avere figli per problemi economici. Gatto eroe salva la famiglia da un incendio in casa a Solarino nel Siracusano. Siamo vivi grazie a Rei. Calcio, il Catania pronto al tour de force di 3 partite in 8 giorni. Domenica la sfida casalinga contro il Latina, per Toscano scelte obbligate da centrocampo. Eccoci di nuovo, buongiorno. Ad Agrigento, sfiorata la tragedia familiare perché il padre cerca di uccidere la figlia di 34 anni sorprendendola nel letto e ferendola con 7 coltellate. Davide Sardo. Sul pianerottolo e per le scale ecco le macchie di sangue ovunque. Ad Agrigento un altro episodio, ancora una volta maturato in ambito familiare e culminato in un accoltellamento. È accaduto poco prima dell'alba, intorno alle ore 4, tra il villaggio Peruzzo e la località balneare San Leone. Un anziano di 70 anni, Gaspare Priolo, ex dipendente dell'ASP, ha tentato di uccidere la figlia, Sara, di 34 anni, sorprendendola nel letto e ferendola con 7 coltellate. La donna è riuscita a scappare fuori dall'appartamento e a chiedere aiuto bussando alla porta dei vicini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale al San Giovanni di Dio. Per fortuna non è in pericolo di vita. Ancora non è chiaro il motivo che ha spinto il padre a tentare di uccidere la figlia. In casa era presente, quando si è sfiorata la tragedia, anche la madre. L'uomo, in precarie condizioni di salute, è stato fermato dalla polizia e la sua posizione è al vaglio degli investigatori. La città è ancora scossa per l'ultimo femminicidio di Patrizia Russo, vittima delle coltellate inferte dal marito. A Catania udienza nel processo col rito abbreviato a uno dei giovani accusati dello stupro alla Villa Bellini. Il pubblico ministero chiede una condanna esemplare a 14 anni di carcere, gli altri 4 del branco giudicati con il rito ordinario. Luca Ciliberti. A Catania nuova udienza del processo con rito abbreviato per lo stupro di gruppo avvenuto lo scorso 30 gennaio nei bagni della Villa Bellini. Vittime una ragazzina di 13 anni e il fidanzatino di 17 anni. I due sarebbero stati accerchiati e aggrediti dal branco che avrebbe abusato della vittima mentre il ragazzino era immobilizzato e minacciato. Accusati 5 egiziani, in 4 sono a processo con il rito ordinario. Uno di loro, all'epoca dei fatti minorenne, ha chiesto il giudizio con il rito abbreviato sostenendo che la ragazza abbia avuto con lui un rapporto consenziente. Stamattina nuova udienza davanti al GUP Giuseppina Montuori. Il PM Anna Tranchillo ha chiesto la condanna esemplare a 14 anni di carcere per l'egiziano. In dibattimento l'imputato ha rilasciato dichiarazioni spontanee parlando inizialmente in italiano, poi in arabo con la traduzione di un interprete. Sono state rigettate tutte le eccezioni presentate dalla difesa dell'imputato e sono state ammesse tutte le parti civili, una decina di associazioni, tra queste anche il Comune di Catania, difeso dall'avvocato Marco Anastasi. La ragazzina tredicenne è difesa dall'avvocato Cecilia Puglisi, riconosciuta anche in questo processo, così come per quello con il rito ordinario, la violenza sessuale anche ai danni del fidanzatino della vittima, difeso dall'avvocato Eleonora Baratta. Determinanti nelle 2 inchieste sono state le dichiarazioni della tredicenne e del suo fidanzato, che hanno denunciato la violenza e poi hanno riconosciuto gli aggressori. A Catania si sono aggravate nella notte le condizioni dell'uomo di 53 anni che ieri sera è stato ferito con una fucilata mentre era in auto in via Balatelle. Il tentato omicidio non sarebbe maturato nell'ambito della criminalità organizzata, ma per vicende personali della vittima. L'uomo ha anche dei precedenti per reati contro il patrimonio.
Adesso a Palermo casa confiscata in via Decollati. Le 3 telecamere sono attive ed è tutto pronto per accogliere le nuove famiglie. L'assessore Ferrandelli dice attendo l'ok dal prefetto per l'assegnazione. Sentiamo Marco Gullà. Quelle che vedete sono le 3 telecamere che riprendono H24 l'immobile di via Decollati a Palermo, confiscato al boss mafioso Algeri e tenuto sotto osservazione dopo le minacce dei parenti del mafioso alle famiglie assegnatarie della casa. 3 occhi che inquadrano il portone, il vicolo e la strada collegate direttamente alla centrale in control room della polizia municipale. 3 telecamere che dovrebbero destare una certa serenità a chi andrà ad abitare in questa casa, ma fino adesso non è stato così. Altre famiglie hanno rinunciato alla casa. Abbiamo paura, hanno detto all'assessore comunale all'emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli, che però non demorde e dice: non appena il prefetto mi dirà che ci sono le condizioni per procedere, incontrerò i nuclei familiari disponibili ad abitare l'immobile e procederò con l'affidamento. In seguito agli atteggiamenti nei confronti degli assegnatari costretti a rinunciare da parte di alcuni parenti e amici della donna che aveva occupato illegalmente l'appartamento confiscato al padre per mafia, la zona è rimasta presidiata H24. Una vicenda che, nonostante siano passati quasi 2 mesi, non vede ancora i titoli di coda. Nuovo passo falso della magistratura palermitana dopo le scarcerazioni di una decina di presunti boss per decorrenza dei termini di custodia cautelare. I giudici, pensate, si sono dimenticati di un imputato, del nome di un imputato nelle motivazioni della sentenza e adesso la Cassazione annulla tutto e dispone un nuovo processo. Mario Viola. Giustizia poca e non per tutti e soprattutto lenta fino allo sfinimento. Nuovo passo falso della magistratura palermitana dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini di una decina di presunti boss. Un altro imputato per mafia si vede annullare la sentenza per una distrazione dei magistrati. In appello i giudici si sono dimenticati il nome di Simone La Barbera, condannato a 3 anni e 8 mesi per estorsione, nelle motivazioni della sentenza, e la Cassazione ha dunque rinviato tutto a un'altra sezione della Corte d'appello per un nuovo processo, vanificando di fatto la sentenza stessa di condanna. Sono diventate invece definitive le condanne per mafia per Pietro Merendino, capomafia di Misilmeri, Francesco Fumoso di Villabate e Stefano Polizzi di Bolognetta. Il processo è il troncone celebrato con il rito ordinario nato dall'inchiesta Cupola 2.0 che nel 2018 scoprì il tentativo di riorganizzare di nuovo Cosa Nostra in quel territorio. Simone La Barbera in precedenza, insieme ad altri 3 imputati, era stato assolto in un altro processo sulle presunte estorsioni alle sorelle Napoli, Ina, Irene e Anna, titolari di un'azienda agricola tra Mezzoiuso e Corleone, salita alla ribalta delle cronache grazie alla trasmissione Non è l'Arena di Massimo Giletti, che aveva dedicato alla vicenda diverse dirette e servizi. I carabinieri e la polizia di Catania hanno fermato 2 ventenni siracusani. I reati contestati sono porto di arma clandestina e danneggiamento con l'aggravante di aver utilizzato il metodo mafioso. L'attività investigativa scaturisce dall'esplosione di 5 colpi d'arma da fuoco contro la porta d'ingresso dell'abitazione di un uomo avvenuta a Siracusa, il giorno stesso in cui si era diffusa la notizia della sua collaborazione con la giustizia. I 2 avrebbero agito per favorire il clan mafioso Bottaro Attanasio. C'è stato un incendio la scorsa notte nell'istituto di igiene del Policlinico a Palermo. Le fiamme hanno interessato l'ala del primo piano dove c'è la sede del centro di controllo qualità rischio chimico. La zona è stata posta sotto sequestro per accertare le cause. Nella palazzina a 4 piani non c'erano pazienti ricoverati. Adesso a Catania, dove è stata aperta oggi la 4ª isola ecologica, tassello fondamentale per cercare di migliorare la raccolta differenziata. L'assessore all'ecologia Pesce dice sconto sulla Tari per chi conferisce i rifiuti proprio nell'isola ecologica. Tonino De Mana. Ancora una volta l'utilizzo dei fondi europei, in questo caso i fondi del Prometro, è andato a buon fine, è stato realizzato questo centro di raccolta. Non sappiamo se riuscirà a risolvere l'atavico problema dei rifiuti, ma almeno bisogna provarci. È stata inaugurata a Catania la 4ª isola ecologica, la più grande della città, allestita in via Fratelli Cairoli, angolo via Ammiraglio Caracciolo. Presenti i vertici di Gema e gli assessori comunali Parisi e Pesce, che hanno sottolineato l'importanza del nuovo centro di raccolta, tassello fondamentale per cercare di migliorare una raccolta differenziata che, inutile nasconderlo, stenta a decollare.
Noi riteniamo che l'Isla ecologica riveste un ruolo fondamentale nella raccolta dei rifiuti in città. Per chi conferisce vi è una premialità che si traduce in uno sconto sulla Tari. Il nuovo impianto si estende su una superficie di ben 5.000 metri quadrati e dispone di un'area studiata per facilitare il conferimento dei rifiuti differenziati. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai rifiuti da apparecchiature elettroniche grazie alla creazione di un'area specifica. Il centro di raccolta sarà accessibile al pubblico da lunedì al sabato con orario continuato dalle 9:30 alle 15:30. Gli impianti Eni di Priolo e Ragusa investono 2 miliardi in riconversione green, ma questo metterebbe a rischio oltre 1.000 posti di lavoro. Desiree Ferlito. L'ambizioso progetto di riconversione green degli stabilimenti Eni Versalis di Ragusa e Priolo potrebbe mettere a rischio 1.000 posti di lavoro. Dopo l'incontro a Roma tra i vertici aziendali e i sindacati nazionali e territoriali di categoria, è stato annunciato che nel nuovo piano industriale di Eni non ci sarà l'impianto di etilene attualmente attivo a Priolo e quello di polietilene a Ragusa. Questa decisione mette preoccupazione ai lavoratori. Dismettendo l'impianto di etilene sia a Priolo che a Brindisi si chiude per sempre la storia della chimica italiana. Noi invece pensiamo che il settore chimico sia ancora un settore molto importante e che questo paese non può permettersi di chiudere e importare prodotti dall'estero. 2 miliardi di investimenti e un taglio di emissioni di 1 milione di tonnellate CO2. Il nuovo piano industriale dell'azienda però prospetta la chiusura dell'impianto entro il 2026. L'azienda ha annunciato la realizzazione di 2 nuovi impianti assicurando che i posti di lavoro verranno mantenuti. Il progetto è un progetto ambizioso, però non possiamo permetterci di chiudere oggi l'impianto di etilene e costruire successivamente gli impianti che Eni vuole costruire a Priolo. Sulla questione interviene il PD, che chiede conto al governo sulle presunte dismissioni all'interno del polo industriale della Sicilia orientale. Barbagalla e Nicita, firmatari dell'interrogazione al ministro Urso, pretendono rassicurazioni e garanzie precise per i lavoratori del comparto. A Palermo un pezzo di un costone roccioso è precipitato su 3 palazzine nella zona di Via Altofonte. Per fortuna, dopo le piogge dei giorni scorsi, la massa di terra caduta non ha messo in pericolo i residenti. Nascite, nuovo record negativo nel 2023, sono 13.000 in meno, sempre più coppie decidono di non avere figli e spesso per motivi economici. Marco Gullà. Ci sono sempre meno bambini in Italia. Nel 2023 le nascite segnano un nuovo record negativo, scendendo a 379.890, 13.000 in meno rispetto al 2022, con un calo del 3,4%. Dati nazionali che ovviamente riguardano anche la Sicilia. Si fanno sempre meno figli e uno dei motivi principali è il problema economico. Gli stipendi in Italia sono molto contratti rispetto all'Europa. Questo governo sta cercando di supportare, la famiglia con alcuni strumenti che non sto qui ad elencare perché conosciuti, però non basta, le famiglie hanno bisogno di più sostegno. C'è anche chi non ha voluto fare figli proprio perché non avrebbero potuto mantenerlo e allora la decisione di rinunciarci, seppur con rabbia e dolore. Io e mia moglie non possiamo avere figli perché con le esigenze, con l'economia è troppo cara, io ho deciso con mia moglie di non avere figli. Una scelta non facile, dettata però dalle condizioni economiche non idonee a mantenere un figlio. Come questa coppia, anche tanti altri nuclei familiari hanno detto no ad avere altri figli. Sì, abbiamo parlato con mia moglie, abbiamo deciso di fare questa decisione definitiva perché la vita è troppo cara, i figli da mantenere, quello che ci vogliono ogni giorno ci vuole, scuola, vestiti, sappiamo tutto di quello che ci vuole di un nucleo familiare, assolutamente. Vi pesa questa decisione? Assolutamente sì, io avendo io e mia moglie su per giù possiamo sopravvivere, ma avendo dei figli è una responsabilità grande. Adesso una breve pausa, poi vi racconteremo la storia di un gatto eroe che salva una famiglia da un incendio nel Siracusano. Un incendio in casa in piena notte, il gatto salva una famiglia caduto a Solarino nel Siracusano. Tutti salvi tranne
l'amico Filino, eroe per caso. A Sicilia 24 la famiglia dice siamo vivi grazie a Rei. Francesco Loi. Mi sono svegliata col miagolio del gatto insistente, andando verso la cucina, aprendo la porta mi sono resa conto che c'era del fumo e che qualcosa era andato a fuoco. Salvi grazie al gatto, Rei. Nella notte tra martedì e mercoledì a Solarino nel Siracusano si è sfiorata la tragedia. Dormivano tutti, lei e le sue 2 figlie di 17 e 8 anni, quando è scoppiato l'incendio, forse partito da una poltrona elettrica. Il miagolio ha dato l'allarme. Questa foto, scattata un giorno prima, oggi la tiene molto cara. Mi sono svegliata e recata verso il salone. Quando ho aperto la porta non si vedeva nulla, già era pieno di fumo nero. Ma i gatti in casa erano 2. Uno si è salvato, l'altro, diventato eroe, non ce l'ha fatta. Le mie figlie sono state, nonostante la situazione, sono state bravissime, sia Marisa che Desiree, perché dal primo momento si sono fidati della mamma che le parlava, che ho cercato di tranquillizzarli e si sono fidati di quello che gli ho detto io. Qualche giorno dopo, la figlia più piccola è ancora in ospedale. Lei intanto ripensa a quanto successo. Poteva finire molto peggio, è la certezza che ci ripete spesso. Io e Marisa siamo stati 2 giorni con l'ossigeno, avevamo dei valori molto alti nel sangue, come anche Desiree. Desiree sta migliorando giorno per giorno, però ha ancora bisogno di qualche giorno in più di ossigeno. Don Gesualdo e la ballerina inaugura la stagione del Teatro Musco di Catania con Gino Astorina e Edoardo Saitta per la regia di Antonello Capodici. Eva Spampinato. Si ascolta un disco di Schopenhauer. È un supplizio di tanto. Ma le stelle non fanno la cortesia, tu a vedere dei libri e la mettere vado nella legge di studio notte. Sono Don Gesualdo e la moglie Marastella, in tenuta da notte al cospetto delle 3 predilette figlie in età da marito, a scambiarsi le prime battute dal sapore tipicamente liscio, come il catanese di razza che le pronuncia, Gino Astorina, nei panni di un padre di famiglia che nel 1925, a Catania, si ritrova a gestire un piccolo scandalo creato dal figlio prediletto, aspirante avvocato a Roma, Edoardo Saitta. Con Don Gesualdo e la ballerina, diretto da Antonello Capodici, si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale del Musco di Catania. A Gino Astorina l'onore della prima. Un onere, più che onore è un onere, perché si sente veramente tanta la responsabilità di cominciare una stagione in un teatro così importante. Musco è il padre della recitazione contemporanea, quindi l'importanza è fondamentale per Catania, vorrei dire per l'Italia. Perché Musco è stato il primo fenomeno dello star system italiano, se così si può dire, e l'invenzione di una comicità veramente moderna, novecentesca. Don Gesualdo e la ballerina, pur avendo 100 anni, la bravura del regista di Capodici è stata quella di destrutturare tutto e consegnarci dei personaggi che potrebbero essere realmente vissuti nel 24, sì, ma 2024. Il testo è diventato, come dire, parla un linguaggio nuovo, e a parlare questo linguaggio nuovo sono personaggi d'altri tempi. Una breve pausa e poi il calcio con il Catania che è pronto per il Tour de Force con 3 partite in 8 giorni. Calcio, il Catania si prepara al Tour de Force con 3 partite in 8 giorni. Domenica sfida casalinga contro il Latina, per Toscano scelte obbligate a centrocampo. Francesco Triolo. La voglia di partire col piede giusto in quello che sarà un trittico di gare importante. In appena 8 giorni il Catania scalda i motori per la gara di domenica al Massimino contro il Latina, consapevole che proprio le prossime 3 partite possono dare un'accelerata alla scalata, al vertice della classifica del girone. Di fronte un Latina reduce dalla sconfitta contro l'Altamura, che è costata anche la panchina a Padalino e che arriverà in Sicilia con il tecnico della Primavera, Spiridigliozzi, come guida tecnica della squadra. Toscano sa bene che gli scossoni provocano sempre reazioni
quindi non si fida, sa che può contare su una certa abbondanza in attacco, dove dovrebbe partire titolare Roberto Inglese, a differenza della gara di Foggia dove dal primo minuto ha iniziato Montalto. Più complicata la situazione invece a centrocampo, dove Di Tacchi e Sturaro sono out per i noti infortuni. De Rose è sulla strada del rientro ma ancora non è utilizzabile, quindi la scelta di Toscano potrebbe essere per un centrocampo muscolare con Quaini e Luparini o più tecnico con Carpani e un Jimenez apparso in palla. Il mio ruolo principale è da trequartista, ma ho fatto mezzala, ho fatto pure il play se c'è stato bisogno a Vicenza, e quindi dove c'è bisogno io mi adatto e cerco di farlo al massimo. E vedo anche sui social molto affetto dai tifosi, non so, magari per il mio gioco, per un gioco che qua magari in Serie C si vede meno, un gioco tecnico, un gioco che fa divertire il pubblico, e sono pronto a farlo per tutta la stagione. Futsal Champions League, la meta Catania batte anche il Linz e il sogno continua. Domani gara decisiva con i lituani del Žalgiris. Francesco Triolo. E sono 2-2, la meta Catania è travolgente dopo il successo all'esordio contro i lussemburghesi del Differdange, vince anche contro gli austriaci del Linz e continua a sognare l'Elite Round di Champions League, un successo arrivato ancora con la grande spinta del Palacatania che diventerà determinante sabato nel match decisivo contro i lituani dello Žalgiris. Contro il Linz non c'è stata partita, 7-2 per i rossazzurri che in classifica hanno 6 punti e una differenza reti più 7 inferiore al più 12 dello Žalgiris. Per questo sabato è una gara da vincere a tutti i costi se i rossazzurri vogliono continuare a sognare. Ieri sera il match è stato sbloccato da Gianluca e poi messo in cassaforte dalle reti di Salamone, Anderson e Podda. Joarra ha cercato anche di gestire la rosa con Musumeci salvaguardato insieme al minutaggio di Pulvirenti e Arillo. Una vittoria netta e senza patemi per la meta Catania, che adesso guarda con grande fiducia al match di sabato, dove la gente di Catania e il Pala Catania insieme al cuore dei giocatori saranno determinanti per scrivere la storia di una squadra che può e deve continuare a credere e materializzare i sogni. È tutto per questa edizione, la prossima alle 19. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.